carità. Da tuo figlio, papà, saluto. Ho capito. Ora dimmi, chi ti ha mandato? La mamma? Ma perché mi guarda così? Sono forse antipatico? Tutt'altro, ma cerco qualche somiglianza con... Ma... dimmi un po', la mamma fa ancora iu-iu? Insomma, le ballano ancora le balestre, cioè le gambe? Sì, è sempre molto agile e mi ha detto di salutare tanto sua moglie. Te lo puoi visto? Ma non si arrabbi perché da tuo figlio, paparino. Ho capito. Ora dimmi, perché la mamma ti ha mandato da me? Perché lei, come padre, desse il suo consenso al mio matrimonio. Per me? Ma hai forse bisogno di denaro? La mamma si trova in difficoltà? D'altro, la mamma dice che di quanto riceve ogni mese, neanche d'avanzo. Oh, questa è una soddisfazione. Povero figliolo, potrei anche volerti bene, ma il destino... Brutto destino. Sospira sovente la mamma. Comunque, se adesso lei può dare il suo consenso... Di più. Ecco, questi per il viaggio di nozze. No, signor Io Valenti. devo prenderli. Da tuo figlio, paparino. Non capisco. Che giornata questa. Scusa Martino, ma approfitto della porta aperta per dirti che... Chi è? Tuo mezzo. Oh caro, fatti vedere. Chi è questo signore? Lontano parente di tua madre. Chiedo di conoscerla, signore. Caro, hai visto Martino? Il naso, la bocca, gli occhi, tutto suo padre. Lo dice anche la mamma. Però la mamma non assomiglia molto. La conosce? Superficialmente. E qui tu? E allora anch'io. No, per le caramelle. Comprerò tanti libri per i miei studi di entomologia. Cosa studia? Ma sì, quella cosa lì, insomma, la nevralgia. Ah, vuoi fare il dentista? Entomologia, studio gli insetti. Ma io l'avevo capito, sai. Ed è più facile studiare gli insetti che gli elefanti. Mi raccomando, padre, fatti venire presto, perché la situazione è grave. Mia moglie, andiamone incontro. E tu sparisci da quella parte. Troverai nel sardino della pizza e poi via, capito? Ciao, ciao. Ma saranno un pazzo. Sei già tornato? Sì, ho parlato signora con il signor Valenti. Da quel che ho capito non si oppone al matrimonio. Mi ha dato anche dei soldi per il viaggio di nozze. Chi ti ha dato dei soldi? Il signor Valenti, tuo papà. Ma il signor non è mio padre, è mio zio, poiché io sono